Il progetto LIFE Seed Force è un progetto europeo il cui obiettivo è la salvaguardia delle specie a rischio di estinzione. Fra queste specie vi è la regina delle Alpi, il cui nome scientifico è Eryngium alpinum. Nelle Alpi orientali il numero delle popolazioni e anche il numero degli individui all'interno della popolazione è in forte declino. Con il nostro progetto intendiamo raccogliere il seme, riprodurlo, per ottenere delle piantine da reinserire negli ambienti naturali dove la specie è in declino. Tuttavia, vogliamo anche capire come mai la pianta sta soffrendo così tanto. Uno dei motivi, secondo noi, sono i cambiamenti climatici ed in particolare la copertura della neve. Infatti pensiamo che i semi, al momento della germinazione, producono delle plantule che sono molto deboli e, se non sono protette dalla neve, le gelate primaverili, che in alta quota sono assolutamente normali, potrebbero essere assolutamente deleterie per la crescita della pianta stessa, uccidendo il giovane germinello. Per tale motivo, qui sul Monte Zoncolan, a 1800 metri di quota, abbiamo previsto un campo sperimentale in cui abbiamo preparato 4 unità di semina. 2 le vedete scoperte, le altre 2 sono sotto la neve. Infatti il nostro obiettivo è prevedere diverse coperture della coltre nevosa per verificare se le piante che sono rimaste scoperte rispetto a quelle protette dalla neve subiranno il danno da gelo che prevediamo, e quindi aver capito che uno dei problemi che limitano la crescita della pianta in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, è proprio il cambiamento climatico. Naturalmente non è solo, ce ne sono anche altri. Un tempo era fortemente raccolta proprio per la sua bellezza. Poi la scienza ha già verificato che ci sono dei problemi quando le popolazioni sono troppo piccole. Ma ogni tassello, ogni piccola tessera del mosaico che noi riusciamo a aggiungere per capire come vive questa pianta e per permettere la sopravvivenza nel futuro prossimo sarà utile.